Benvenuti a questo emozionante viaggio nel passato, in un'epoca in cui la fede cristiana lottava per radicarsi nelle terre delle Gallie. Oggi ci immergeremo nella storia di un uomo straordinario, un vescovo apostolico che portò il lume della fede nelle oscure lande di quel regno. Questo è il racconto di S. Dionisio di Parigi, un uomo di coraggio, sacrificio e miracoli. Nella Francia antica, l'oscurità aveva avvolto le menti e i cuori delle persone in un velo di idolatria. Ma Dio aveva in serbo un messaggero, un uomo di grande zelo e fede. Esse, Dionisio, con i suoi fedeli compagni, il santo prete rustico e il diacono Esse Eleuterio, si avventurò nelle terre sconosciute delle Gallie, portando con sé la luce del Vangelo. La città di Parigi, un luogo dove la fede cristiana era ancora sconosciuta, si rivelò un terreno fertile per il ministero di S. Dionisio. Ma la coltivazione di questa vigna incolta non fu priva di sfide. Sotto la guida della Divina Grazia, il Santo Vescovo annunciò coraggiosamente le verità della santa religione a quei miseri idolatri. E il Signore confermò la sua predicazione con potenti miracoli, aprendo i cuori di molti all'amore per il vero Dio. Con il crescente numero di fedeli convertiti, S. Dionisio decise di edificare una chiesa, un luogo sacro dove i credenti potessero riunirsi per lodare Dio e celebrare i divini misteri. Questa chiesa divenne un faro di speranza nella città di Parigi, un simbolo tangibile della vittoria della fede sulla superstizione. Ma la luce di Dio non passò inosservata agli occhi degli idolatri. Furiosi per la conversione di molti dei loro seguaci, gli oppositori di S. Dionisio lo arrestarono insieme ai suoi fedeli discepoli. Sottoposti a terribili tormenti, i santi subirono la prova finale del loro glorioso combattimento, la decapitazione. Eppure, anche in quel momento estremo, la loro fede rimase inamovibile. La storia di S. Dionisio di Parigi è un'esemplare testimonianza di coraggio, devozione e sacrificio. Attraverso la sua vita e il suo martirio ci viene ricordato che la fede può illuminare anche le terre più oscure e che l'amore di Dio supera ogni avversità. Che l'esempio di S. Dionisio di Parigi continui a ispirare e a guidare coloro che cercano la luce della fede nelle loro vite. San Dionigi è un santo molto importante nella tradizione cristiana per diverse ragioni. In primo luogo, egli è venerato come un martire, colui che ha dato la propria vita per la fede. Il suo martirio rappresenta un esempio di dedizione e coraggio, mostrando il suo amore incondizionato per Dio e la sua disposizione a sacrificarsi per la verità. Inoltre, San Dionigi è considerato un modello di santità e di vita spirituale. È stato un vescovo che ha testimoniato la fede in un periodo in cui i cristiani erano perseguitati. La sua testimonianza incoraggia i credenti a rimanere saldi nella loro fede anche di fronte alle avversità e alle difficoltà. San Dionigi è stato anche un teologo e un mistico di grande importanza. È noto per le sue opere teologiche e per il suo contributo alla comprensione della fede. Il suo pensiero ha influenzato e continua ad influenzare il pensiero cristiano.
in particolare nei settori della mistica e della spiritualità. Infine, San Dionigi è un intercessore potente presso Dio. Molti credenti si rivolgono a lui nelle loro preghiere, chiedendo il suo aiuto e la sua intercessione per le loro necessità spirituali e materiali. Si crede che egli possa intercedere presso Dio per ottenere grazie e benedizioni per coloro che lo invocano con fede. O Dio misericordioso, rivolgiamo a te la nostra preghiera, implorando la tua grazia e il tuo perdono. Concedi ai tuoi fedeli servitori, San Dionigi e i suoi compagni martiri, la corona della gloria eterna, poiché hanno combattuto con coraggio e si sono sacrificati per la tua causa. In mezzo alle sfide e alle avversità, essi hanno dimostrato una fede incommensurabile e un amore profondo per te, offrendo la loro vita come testimonianza del tuo amore infinito. Ora, nel regno celeste, essi godono della tua presenza e della tua gioia eterna. Ti preghiamo, o Dio, di accogliere le nostre suppliche attraverso l'intercessione di questi santi martiri. Concedici la grazia di seguire i loro esempi di devozione e coraggio, affinché possiamo camminare sulla via della santità e della rettitudine. Perdonaci, o Redentore del mondo, per i nostri fallimenti e peccati, poiché i nostri meriti nulla possono valere di fronte alla tua giustizia perfetta. Concedici la tua misericordia e la tua compassione, affinché possiamo essere purificati e rinnovati nel tuo amore. O Dio, ascolta la nostra preghiera e guidaci lungo il cammino della vita, illuminati dalla fede e sostenuti dalla speranza. Concedici la forza di perseguire la santità e di amarti sopra ogni cosa. Possiamo così unirci un giorno a San Dionigi, ai suoi compagni martiri e a tutti i tuoi santi nella gloria eterna del tuo regno. Amen. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.